Come all'improvviso buongiorno da Villarosa a tutti i paesani e compaesani siciliani villarosani che sono sparsi per l'estero. Un saluto dall'era dallo Zenzero, un saluto da Villarosa, Sicilia Enna. Oggi ci sono un po' di nuvolette, che effettivamente c'è un po' di freschetto, ma si sta preparando al caldo perché forse siamo di mattina. Saluto veramente con tutto il cuore da me, da Vincenzino. Saluta Vincenzino. Ciao. Saluto, ciao Antonino, saluto Daniela, saluto Giuseppe, saluto Anna Iracci, saluto Giovanni Triolo, salutiamo Laura, salutiamo Gaetana Di Sera e suo marito, saluto a Pietro Merendino, un saluto veramente a tutti, picciotti, un saluto saluto Peppe Gallo, ciao, buongiorno Peppe, forse tuo padre, vediamo se è già, se non riusciamo a inquadrare, a tuo padre forse già è, o barre, forse sì, ma c'è un po' di movimento, qui siamo in piazza, ma il sole si sta avvicinando e noi andiamo a sosere. Da caudo, vieni qua. Ti metti queste cose. Vince, ma proprio ora devi atterrare queste cose. Un saluto Peppe, a te e a tutta la famiglia. Ah? Qua c'è Amatrici, Corso Regina Margherita. Ciao Giusy, saluto Giusy Lambruzzo, saluto... c'è un cavolo stamattina, che ne so, ora a casa guardi, ora è arrivato a casa lo consiamo, ora guardiamo, dai, metti tutto lì dentro, che è arrivato a casa, ora a mezzo ai cazzo la pura peste, chiudi tutto, amore, chiudi, mo. Chiudi tutto che ora è arrivata entra. Lo facciamo, dai, mettilo qui dentro. E come si chiude? Chiudi, mamma. Ciao Marco. Amore. Quando spunta la nuvola c'è freschicito, quando c'è spunta il sole c'è cavolo, ma come cavolo è nato questo cavolo di tempo? Ah, ma vedi ste... Pomeriggio tu te ne vuoi lavorare? Al lavoro, sì. Allora che ci va la diga, volevo pescare un poco. Ah? Volevo andare un po' alla diga a pescare un pochino. Ci volevo stare un pochino. Ciao Chino, buongiorno. Non si riesce a dormire, lo sai. Ciao. Ai, cavolo, speriamo che continua sto cavolo feroce. Salutiamo, un abbraccio a tutti e buongiorno, dai, buongiorno a tutti. Facciamo una bella passeggiata. Capimo a Peppe. Come all'improvviso C'era paradiso.
salutiamo a Peppe, ciao, com'è? Posto? Ok, sì. Si sente cavolo? Ah beh, stamattina forse c'è un po' di nuvole che magari accudiscono un po' di caudo. Sapete scordare quando stai qui, via Poeca, numero 17. Ciao Dario, saluto Picciotti, salutiamo. Ok, vi saluto Picciotti, che io ora devo prepararmi per andare al lavoro. Oggi sono... Ciao Silvana. Allora Silvana, se vai nel mio profilo, a breve arriveranno le magliette. Le magliette che purtroppo devono arrivare da Napoli. Capito? Non ti preoccupare. Ora, fra un po', se tu vai nel mio profilo, già c'è questa persona che ha già pubblicato le mie magliette. A breve mi dicono che a fine settimana devono arrivare. Capito? Non ti preoccupare. Già se vai sul mio profilo, già lui l'ha pubblicate. L'unico problema sono i berrettini che la stampa sta provando altri tipi di stampa per i capelli. E che arriviamo alla casa dello Zenzo. No, no, dici lo chiamami Carmelo, mi venne bellissima questa cosa. Bello. Ciao Patrizio. A catena nuova, già, per ritirare la mammografia. E io ho chiesto, hanno già